Uno degli ultimi atti del presidente del GAL Sicilia Centro Meridionale, Maria Grazia Brandara, ex sindaco di Naro, è stato quello di scrivere al ministro per l'ambiente Gilberto Picchetto Fratin. Al rappresentante del governo guidato da Giorgia Meloni sono state poste all'attenzione le difficoltà riscontrate da coloro i quali hanno ottenuto finanziamenti nel bando relativo a investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia e fonti rinnovabili, 13 decreti di finanziamento per un totale di 1.726.000 euro. In particolare i beneficiari lamentavano l'ipotesi di non poter dar seguito ai progetti approvati a causa delle lungaggini burocratiche e tecniche riscontrate dopo il ricevimento della comunicazione di e-distribuzione, la quale informava che l'allaccio degli impianti è subordinato all'esecuzione di lavori per i quali occorrerebbero addirittura 350 giorni, troppi visto che entro il prossimo 31 marzo devono completare gli interventi pena la decadenza del finanziamento stesso. Nel corso degli anni e sotto la presidenza di Maria Grazia Brandara, il GAL Sicilia Centro Meridionale, di cui fanno parte ben 13 comuni della provincia di Agrigento, sono stati tanti gli aiuti elargiti dal gruppo di azione locale a imprenditori del settore privato, ma anche agli enti pubblici, che hanno ottenuto finanziamenti per la realizzazione di opere con un solo obiettivo: fare crescere questa parte del nostro territorio. 2 milioni di euro, ad esempio, sono andati a 10 comuni della provincia socio partner del GAL SCM, cui andranno a realizzare opere all'interno dei loro territori. Si tratta dei comuni di Licata, Ravanusa, Castrofilippo, Grotte, Comitini, Favara, Palma di Montechiaro, Naro, Racalmuto e Camastra, che tramite i propri uffici tecnici hanno presentato progetti rispondendo al bando relativo alla costituzione di una rete di atelier multimediali della conoscenza che era stato pubblicato nei mesi addietro. Gli atelier multimediali della conoscenza sono dei centri museali multimediali per valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale rurale del nostro territorio. Questi centri sono finalizzati alla diffusione e alla promozione delle eccellenze territoriali comunali, degli itinerari rurali e del patrimonio culturale, materiale e immateriale rurale. Nel loro insieme costituiranno la rete degli atelier multimediali della conoscenza del territorio Sicilia Centro-Meridionale. Sin dal mio insediamento alla presidenza, ha dichiarato Maria Grazia Brandara, con i vertici del GAL è stato tracciato un percorso ben definito a aiutare l'economia di questo territorio, delle imprese che operano nel privato, sino ad arrivare al pubblico, come in questo caso, i cui beneficiari sono direttamente i comuni che ne fanno parte. Oggi è arrivato il momento, conclude Maria Grazia Brandara, di passare alle consegne. Infatti nel corso del CDA appositamente convocato il GAL SCM provvederà a nominare il mio successore.